tocca a noi, Colormark Pescara, con il numero 1 Piero Mazzocchetti, con il numero 6 Paolo Ligno, con il numero 7 Fedre Ferreira, con il numero 8 Loder. Amici del futsal, buonasera dal Palarigo Piano di Pescara. Quest'oggi, sabato 6 febbraio, va in campo per la 18ª giornata del campionato di Serie A, la quinta del girone di ritorno, Colormax Pescara contro Petrarca Padova, calcio a 5. Si stanno schierando in campo le formazioni. Agli ordini dei direttori di gara, arbitro numero 1 signor Paolo De Lorenzo della sezione di Brindisi, l'arbitro numero 2 questa sera sarà il signor Gennaro Cefalà, sezione di Lamezia Terme, cronometrista incaricato il signor Giampiero Turano della sezione di Roma 2. Tutto pronto per il fischio d'inizio. Battono i padroni di casa in maglia bianca-azzurra, classica tenuta casalinga, ospiti Simbios Petrarca Padova che rispondono in maglia rossa. Prima sortita offensiva per gli ospiti, palla immediatamente recuperata da Le Ferreira e Piero Mazzocchetti fa immediatamente sua la sfera. La serve nuovamente per Coco Schmidt, interviene ottimamente l'estremo difensore ospite. Dall'altra parte il numero 9 Fornari che alleggerisce su Rafinha, chiude le... Vediamo come si schierano le due formazioni. Il tiro di Fornari un'altra volta. E questa volta l'incrocio dei pali colpito dopo soli 40 secondi di gara. Ci è sembrato dalla postazione di aver visto una deviazione decisiva di Piero Mazzocchetti. Ci ha messo le dita ed è riuscito a mettere all'incrocio dei pali. Ottima la conclusione del numero 11 in maglia rossa. E altrettanto ottima la risposta dell'estremo difensore di casa. Cerca di ricostruire una trama offensiva il Petrarca Padova, con Fornari che serve nuovamente il compagno. È buono il pressing dei padroni di casa e Capitan Coco Schmidt si incarica di battere questa rimessa laterale. Palla appoggiata nei piedi di Dudu Morgado, si gira la conclusione di Le Ferreira. Nuovamente Le salta un uomo, ne salta due, interviene Fornari a mettere in calcio d'angolo. La battuta Le, la conclusione di poco alta sopra la traversa. Squadre che arrivano a questa 18ª gara del campionato in una stagione decisamente difficile, falcidiata dalle problematiche legate al Covid. Al momento Simbios che si è recata a Pescara forte del quarto posto in classifica. 16 sono le giornate giocate dagli ospiti in maglia rossa quest'oggi, 30 i punti con 9 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Padroni di casa che invece lottano in fondo alla classifica, attualmente al 12° posto. Sono 17 le giornate disputate con 3 vittorie e 3 pareggi. Una partita che sicuramente ha un peso specifico per i padroni di casa, alla ricerca di importantissimi punti dopo le ultime prestazioni
deludenti. Attenzione, il numero 11 nel frattempo, Rafinha, stava per segnare la rete del vantaggio, praticamente ha calciato un rigore in movimento. Mazzocchetti spiazzato, ma palla che è finita veramente di pochissimo a fil di palo. La conclusione di Victor Mello, e dopo l'incrocio di pali colpito nel corso del primo minuto, anche qua nel corso del terzo Simbios Petrarca vicinissima alla rete del vantaggio. Fornari chiuso da Morgado nuovamente in calcio d'angolo. La conclusione di Mello e ancora Mazzocchetti a dire di no. Riparte l'azione della Color Max. Mazzocchetti per Morgado, Coco Schmidt. André Ferreira non riesce a concretizzare questa azione offensiva. Di nuovo Coco, manca l'alleggerimento difensivo nei favori di André Ferreira, scarica la conclusione, una deviazione probabilmente con una mano. Non viene ravvisato il primo fallo dal direttore di gara numero 1 De Lorenzo della sezione di Brindisi, e questa volta nuovamente confusione tra le fila pescaresi. Nuovo calcio d'angolo ottenuto dagli ospiti. Si appresta in battuta Fornari. Ed è bravo questa volta Dudu Morgado a sventare la minaccia offensiva. Nuovamente calcio d'angolo. Mello per Fornari. Palla recuperata, André Ferreira. Coco cerca di ricostruire con intelligenza. Attenzione, questa incredibile autorete che porta in vantaggio dopo 3 minuti e 16 secondi. Sfortunatissima l'autorete. Non si sono capiti il numero 1 ospite Bastini con Victor Mello, e l'autorete di appunto Victor Mello porta in vantaggio a sorpresa per quanto visto nel corso di questi primi minuti. La Color Max Pescara. Morgado. La conclusione di Fornari, ribattuta da Morgado. Di nuovo Le cerca di saltare il numero 9 avversario. Affrontato André Ferreira da Rafinha. Conquista una rimessa laterale la formazione di casa. Sono passati esattamente 3 minuti e 40 secondi nel corso del primo tempo. Color Max Pescara in vantaggio per 1-0 ai danni della Simbios Petrarca Padova. E la conclusione di Eric da Silva. Ottima la risposta in questo caso di Bastini. Dicevamo, Pescara in vantaggio per 1-0, ha usufruito di una netta incomprensione tra Victor Mello
e il portiere Bastini, ed è passata in vantaggio grazie a questa autorete. La conclusione di Eric da Silva, spara troppo alto e decisamente fuori misura, non riesce ad impensierire la difesa veneta. Felipe Mello, il lancio lungo, e questa volta è Mazzocchetti che esce, colpisce il diretto avversario. Vedremo il provvedimento. Potrà essere cartellino giallo ma anche rosso, sembra che abbia a mano il cartellino rosso. Sì, assolutamente il direttore di gara numero 1 estrae il cartellino rosso ai danni di Piero Mazzocchetti, che dopo 4 minuti esatti lascia in inferiorità numerica i padroni di casa. Un'uscita probabilmente nei tempi giusti, ma non è riuscito a trovare la sfera, ha colpito l'avversario che sembrava lanciato a rete, e così entra in campo il numero 20 Federico De Luca. Non ha avuto esitazioni il signor De Lorenzo, si è subito recato sul posto, ha estratto il cartellino rosso. Ci sono state anche delle proteste da parte dei padroni di casa, ma probabilmente, per quanto si possa vedere dalla nostra postazione, il contatto c'è stato. Forse le uniche proteste non sono sul contatto, bensì sulla possibilità che Mazzocchetti non fosse l'ultimo, l'estremo difensore, e che quindi si potesse pensare solo a una sanzione minore, un cartellino giallo. Così non è stato, e quindi 2 minuti per la Simbios Petrarca Padova nel tentativo di riportarsi sul pareggio. Alba alleggerisce su Felipe Mello, Victor Mello, nuovamente Alba, Victor Mello si accentra, i primi 26 secondi sono senza pericoli per il Pescara. Dall'altra parte si difende strenuamente e alleggerisce Capitan Coco. Nuovamente Victor Mello. Felipe Mello attacca con tutti gli effettivi la Simbios. Color Max Pescara che si è chiusa nella propria area di rigore e al momento sembra riuscire a compattarsi e ad evitare pericolosi rischi. Alba la conclusione, fuori, e quindi Color Max che potrà adesso cercare di costruire un'azione offensiva o quantomeno far trascorrere il cronometro. Altri 57 secondi da giocare in inferiorità numerica. De Luca trova lungo Ferreira che fa sportellate con Mello. Ferreira fa un abile pressing ma non può nulla contro la superiorità numerica degli avversari. Alba, Felipe Mello per Victor Mello, dall'altra parte nuovamente Felipe, Victor Mello, e un'altra volta si oppone alla conclusione di Joselito. Mello tutto solo dall'altra parte. Victor Mello, ancora 12 secondi in inferiorità numerica per la Color Max che sta davvero stringendo i denti.
Felipe Melo, Alba per Joselito dall'altra parte, forse l'ultima possibilità in superiorità numerica, la conclusione rimpallata da Dudu Morgado, rientra in campo Eric da Silva, ristabilita la parità numerica, punteggio che è ancora fermo sul 1-0 in vantaggio la squadra di casa. Sono passati esattamente 6 minuti 20 secondi nel corso del primo tempo. Per quanto visto finora in campo, Padova che meriterebbe quantomeno il pareggio, ma Pescara che è stato abilissimo a sfruttare l'unica indecisione degli ospiti in maglia rossa e poi ha saputo difendersi in maniera davvero impeccabile nei 2 minuti di inferiorità numerica derivanti dall'espulsione di Piero Mazzocchetti nel corso del quarto minuto di gioco. La palla lunga per Dudu che manca di pochissimo l'aggancio. Al momento una gara che non lascia un attimo di respiro. Il neoentrato De Luca, classe 2002, chiamato a difendere i pali della porta di casa. Eric va sul fondo, la conclusione respinge Bastini. Ma Pescara che chiaramente si è fatto forte del vantaggio, anche del essere riuscito a difendere questa rete nei 2 minuti di inferiorità numerica, e chiaramente adesso può ricostruire con un po' più di calma e gestire molto meglio la pressione degli ospiti. Mello per Victor che si libera. Alba ha cercato di superare il diretto avversario, ma Robert è stato bravissimo, il neoentrato, nell'impedirgli una facile conclusione. Fornari torna indietro da Felipe Mello. Recupera palla il Pescara, però André Ferreira non è efficace nel passaggio a favore del compagno di squadra Robert. Palla che si perde quindi a lato. Mello si fa vedere dalla parte destra. Fornari torna da Rafinha che scambia nuovamente con Mello. Fornari chiama la palla, manca l'aggancio, scorre tra i piedi di De Luca che rilancia immediatamente. Viene ravvisato il secondo fallo ai danni della Simbios Petrarca. Va a riprendere fiato André ed entra in campo Paulinho, che cercherà di dare maggior peso all'azione offensiva dei padroni di casa, che nel frattempo sbagliano la ricostruzione di questa azione. Recupera immediatamente palla appunto il neoentrato Paulinho. Siamo già dall'altra parte con il Petrarca, va tutto da solo. Rafinha la mette dentro per Fornari. Sua conclusione viene rimpallata e ribattuta. Sarà quindi fallo laterale. Ci sembrava fallo laterale, invece no, sarà calcio d'angolo. La conclusione rimpallata da Eric da Silva. Fornari sì, libera dalla marcatura di Dudu.
ma il suo destro è troppo largo, non impensierisce quindi il neoentrato portiere di casa Federico De Luca. 9 minuti di gioco nel corso del primo tempo, Color Max Pescara 1, Simbios Petrarca Padova 0. La rete è una autorete in questo caso. Al minuto 3:42 Victor Mello, che ha ingannato con il più classico degli autogol il portiere ospite Andrea Bastini. Ruba palla alla Simbios. Il rinvio di De Luca per Paulinho invece è poco preciso. E quindi Veneti che ripartiranno da una rimessa laterale. Mello per Fornari. Si rifà vedere Mello. Si libera nel frattempo Parrell che riceve palla. Nuovamente Fornari. Viene raddoppiato, se non addirittura triplicato dagli ospiti, che però sviluppano una marcatura efficace, ed è Paulinho a strappare letteralmente la sfera dai piedi dell'avversario, a mettere in fallo laterale. Questa volta la rimessa sarà nella metacampo offensiva. Victor Mello per Parrell, d'altra parte Fornari. Rafinha si era fatto sotto per ricevere la sfera, ma il passaggio è stato intercettato. Si ripartirà quindi da una rimessa laterale. È entrato nel frattempo anche Scarinci tra le fila dei padroni di casa. Proteste per l'eccessivo tempo speso nella battuta di questa rimessa. Il lancio lungo, De Luca fa sentire le sue mani sopra Fornari, e poi Pescara, che vince anche il rimpallo successivo, può ripartire da una rimessa laterale. Questa volta invece stava peccando di gioventù il numero 20 dei padroni di casa, si stava facendo ingannare da Parrell, prontissimo a rubargli la sfera. Palla che si è invece persa sul fondo dall'altra parte. Le Ferreira aveva fatto partire il contropiede, ma aveva già capito tutto Bastini, andando quindi ad anticiparlo, impedendogli una conclusione a rete. Ripartono gli ospiti, cerca spazio Rafinha. Si erano fatti vedere sia Parrell che Mello. Poco preciso però il passaggio. Siamo entrati nella seconda metà di questo primo tempo, se ne sono andati esattamente 10 minuti 38 secondi. Risultato fermo sul parziale di 1-0, un fallo nuovamente al limite dell'area. Vediamo questa volta il provvedimento, il cartellino è giallo. Secondo fallo combinato ai danni dei padroni di casa in maglia biancazzurra. Capitan Coco protesta perché effettivamente nel corso dell'azione i falli commessi sono stati due, era stato concesso il vantaggio, poi c'è stata una nuova sanzione ai limiti dell'area.
E infatti ci sembra che la posizione di battuta sarà quella relativa al primo fallo, il secondo invece era stato commesso proprio ai limiti dell'area. Tutto pronto per la battuta, Mello sulla sfera, De Luca rimpalla e poi Rafinha riesce ad agguantare la sfera quando sembrava che si perdesse ormai sulla linea laterale. Riesce poi la difesa di casa ad alleggerire la pressione, deve ricostruire nuovamente da capo la formazione ospite. Poco preciso stavolta Fornari nel tentativo di servire Rafinha. Morgado dall'altra parte, André cerca lungo Coco, che non aveva però compreso la direzione del passaggio, si era accentrato, il passaggio invece è arrivato troppo largo. 8:47 al termine di questo primo tempo, ricordiamo il parziale: Color Max Pescara 1, Simbios Petrarca Padova 0. Fornari aggredito da Morgado ed è costretto a mettere la sfera in fallo laterale. Pescara che ogni tanto riesce a mettere la testa pure nella metà campo avversaria. Una partita di sacrificio questa degli uomini di mister Saverio Palusci, che però stanno difendendo con ordine e al momento con pochi pericoli. Questo vantaggio, i pericoli maggiori sono arrivati quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Dobbiamo dire che dal momento del vantaggio, fatto salvi i 2 minuti di inferiorità numerica, che peraltro sono stati ottimamente gestiti, non sono arrivati grossi pericoli alla porta attualmente difesa da Federico De Luca. Federico De Luca che, ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, è andato a sostituire il numero 1 titolare dei pescaresi, Piero Mazzocchetti, espulso al 4° minuto per una uscita fuori tempo con avversario lanciato a rete, lasciando momentaneamente i suoi in inferiorità numerica. La conclusione di Alba, ed è bravissimo nuovamente De Luca a dire di no, lo stesso Alba che va ad effettuare un pressing altissimo. Coco Smith cercava il fallo, non lo trova, è costretto a lasciare la palla in rimessa laterale. Se ne occupa immediatamente la formazione del Petrarca con Felipe Mello, che poi cerca un compagno sulla sinistra. Sfera intercettata da Le Ferreira, che va a servire Morgado. Si torna da Le Ferreira, nuovamente Morgado che vuole liberare il destro, preferisce invece Coco Smith largo sulla sinistra. Nuovamente Coco sceglie la soluzione più facile con De Luca servito, cerca l'imbucata centrale per Leandro. Coco, André, servito Eric, nuovamente Leandro. Le punta il diretto avversario, doppio passo, anche un elastico, cercava la conclusione, poi gli è mancato lo spazio per la battuta a rete. Mello all'indietro per Alba. Victor Mello per Felipe che cercava Parrel, recupera la sfera Pescara, scivola Le Ferreira nel frattempo mister Giampaolo rimanda in campo Joselito e Rafinha.
6 minuti 21 secondi al termine di questo primo tempo. L'imbucata di Felipe Melo non trova fortuna, palla che si perde in linea laterale, lancio lungo, trovato Coco Smith che appoggia di prima, bellissima azione, meno bella la conclusione al volo di André, però applausi per questa triangolazione volante tra i componenti della formazione di casa. Sarebbe stato un gol da ricordare, soprattutto per l'assist volante di Coco Smith. Così non è stato, e Petrarca che riparte da Alba, servito Joselito, nuovamente da Alba, aggredito da Ferreira, cerca il fallo, il capitano dei padroni di casa non lo trova e quindi Color Max che recupera la sfera. Bello il filtrante di Coco Smith per Eric, che però arriva con un solo secondo di ritardo sulla sfera, palla che era già fuori uscita, e quindi azione offensiva che non viene capitalizzata dai padroni di casa. Felipe Melo per Parrell, Parrell la conclusione De Luca si oppone, non potente la conclusione, ma sicuramente una posizione defilata avrebbe potuto creare maggiori danni. Nel frattempo viene ammonito André, reo di aver disturbato Felipe Melo in procinto di battere una rimessa laterale quando siamo arrivati al 15° minuto di gioco. 1-0 il punteggio parziale, 2-2 il conteggio dei falli, il che lascia pensare che difficilmente vedremo un tiro libero nel corso di questo primo tempo. Pescara che, ricordiamo, deve fare a meno dal 4° minuto del suo estremo difensore Piero Mazzocchetti, espulso per intervento da ultimo uomo, o comunque per intervento da chiara occasione da rete. Petrarca che deve ricercare il pareggio dopo essere andata per 2 volte vicinissima alla rete del vantaggio. Parrell per Felipe Melo, fallo fischiato ai danni di Ferraioli. Il neo entrato numero 21, classe 94 della Color Max Pescara. Parrell, siamo già di là, cerca il dribbling su Coco che lo colpisce. Grosse proteste da parte dei padroni di casa e del pubblico presente. 4° fallo giallo anche per Capitan Coco Smith, che se ne va letteralmente senza parole, non protesta, ma il suo atteggiamento non ci sembra quello di chi ammette il fallo, quanto più di chi è davvero stupito di questo provvedimento. Dicevamo non più di 40 secondi fa che il conteggio parziale dei falli fosse 2-2. Nel giro di poco Color Max che è arrivata a 4 falli commessi con 4 minuti da giocare, quindi adesso chiaramente anche
le dinamiche difensive dei padroni di casa dovranno subire un attento ridimensionamento. Victor Mello si accinge alla battuta, no, lascia invece la sfera a Parrell, la sua conclusione. De Luca chiude sul primo palo, sarà calcio d'angolo. Nuovamente Parrell fa sua la sfera, ruba palla Coco Smith, riparte il contropiede biancazzurro. Qualche rimpallo nel frattempo, il colpo di testa di Fornari che finisce fuori. E questa volta sono grosse le proteste nuovamente tra i padroni di casa. Eric richiedeva un fallo che dalla nostra postazione sembrava netto. Parrell aveva impedito la corsa sulla linea laterale. Nel frattempo ha ammonito anche mister Saverio Palusci per le proteste derivanti da questo mancato fallo fischiato. Comunque non è fallo, si riparte da una rimessa laterale. Il conteggio dei falli rimane sul 4-2, 4 quelli commessi dai padroni di casa e 2 dagli ospiti. Fornari aggredito da Ferraioli che deve stare attento, e questa volta infatti dicevamo deve stare attento Ferraioli, è stato troppo veemente nel cercare di rubare la palla all'avversario. Questa veemenza costa il quinto fallo. Esaurito il bonus per i padroni di casa, dal prossimo fischio dei direttori di gara si andrà alla battuta del tiro libero. Mello per Parrell. Sbaglia l'imbucata centrale Rafinha e De Luca si fa sempre più coraggioso nelle uscite. Questo classe 2002 inaspettatamente chiamato a difendere i pali della formazione di casa. Morgado a servire, Eric nuovamente, Morgado, scambiano i due, Morgado cerca di farsi largo sulla destra, riesce ad ottenere una rimessa laterale in quel frangente, è il massimo che potesse ottenere, e quando mancano 2 minuti 48 secondi alla fine del primo tempo, mister Saverio Palusci chiama il primo time out di giornata.
Si riparte 2:45 al termine. Ha inserito il portiere di movimento, la Color Max Pescara, nel tentativo di mantenere il possesso di palla che è stato già perso nel corso della prima azione. È rientrato tra i pali De Luca, che viene aggredito da Rafinha, e Paulinho poi manca l'aggancio. Saranno 2 minuti e 25 di sofferenza per la Color Max, che ha evidente bisogno del riposo per riordinare le idee. Chiaramente è stato un primo tempo sofferto, con anche l'espulsione di Piero Mazzocchetti, però c'è un vantaggio da difendere e quindi arriva il terzo fallo fischiato ai danni della Simbios Petrarca Padova. Chiarimento nel frattempo tra il direttore di gara numero 1 De Lorenzo e Capitan Coco. Probabilmente sono state rilevate troppe proteste in campo e quindi c'è bisogno di rimettere un po' ordine per questi ultimi 120 secondi nel corso della prima frazione di gioco. Color Max che recupera palla, rientra Le con la casacca numero 13, ma questa volta con il colore blu, non con il colore azzurro. Andrà ad occupare la posizione di quinto giocatore in fase offensiva. André per Dudu Morgado, nuovamente per André, si rifà vedere Dudu dall'altra parte. Quarto fallo e cartellino giallo. Quarto fallo, Petrarca calcia a 5. Uno e 48. Poco più di 100 secondi nel corso di questo primo tempo. Coco lungo, troppo lungo. Riprende la sfera Bastini. La rimanda dall'altra parte con De Luca, che nel frattempo era rientrato tra i pali. Paulinho cerca di dare peso all'azione offensiva pescarese. Riesce in questo caso a difendere la sfera. Dall'altra parte per André, che conclude. Trova pronta l'opposizione di Bastini, ma Petrarca, che in questi ultimi secondi del primo tempo non è ancora riuscito a imbastire una vera e chiara occasione da rete. E Color Max, che nel frattempo invece sta facendo scorrere il tempo. Abilissimo Coco Schmidt, questa volta nel dribbling aveva liberato Le, che però ha litigato con il pallone in questo frangente, non riuscendo a sfruttare quella che poteva essere una vantaggiosa superiorità numerica. 1:21 al termine di questo primo tempo. Fornari aggredito da Morgado, si fa vedere dall'altra parte, nuovamente servito Fornari e ancora Morgado ad opporsi. Si era liberato Victor Mello, che era in procinto di essere servito. Nuovamente si fa vedere sempre Fornari a essere servito. La conclusione, minuto 18 secondi 55. Jadier Fornari porta sul 1-1 la Simbios Petrarca Padova. Un pareggio arrivato a nostro avviso meritatamente. Ci stava provando ormai da 19 minuti Pescara, che si era difeso in modo ordinato e senza pericoli, ma squadra veneta che come supremazia territoriale aveva occupato per gran parte di questo primo tempo la metà campo difesa dalla squadra biancazzurra.
50 secondi al termine, ristabilita la parità. La rete di Fornari, ricordiamo, al minuto 18 e 55 secondi. Coco dall'altra parte rifà partire il contropiede, palla dentro. Dudu di pochissimo, manca l'appuntamento con il raddoppio. Bravo in questo caso Bastini. Ultimo minuto di gioco che sta riservando tantissime occasioni, forse più di quelle riservate nei primi 18 minuti. Ancora 28 i secondi da giocarsi, con Bastini che sale, la conclusione rimane a terra. Chiedevano a gran voce di buttare fuori la sfera, ma il signor De Lorenzo ha fermato il gioco, non per una punizione, bensì perché il numero 1 Andrea Bastini dei Veneti si era fatto vedere nella metacampo offensiva, ha calciato, poi dopo la conclusione che non ha trovato lo specchio della porta c'era stato uno scontro con un avversario, era rimasto a terra ed ha richiesto l'intervento dei sanitari. Viene invitato adesso ad uscire dal campo, chiaramente sì, quando entrano in campo i sanitari dovrebbe uscire il giocatore presunto infortunato. Sceglie invece di rimanere in campo l'estremo difensore ospite. Sono passati solo 3 secondi di gioco dall'ultima interruzione, 3 secondi in cui è successo praticamente di tutto. Viene invece invitato ad uscire l'estremo difensore. Entra in campo il secondo portiere. De Luca per Dudu, Coco. Trova lei dall'altra parte che ha rimesso la divisa bianca, quindi è rientrato come giocatore di movimento e non più come portiere di movimento. André, vediamo se Pescara cercherà di difendere, mantenere il possesso per attendere la sirena o proverà un'ultimissima sortita offensiva. Mancano 7 secondi. Coco aveva cercato Dudu che manca l'aggancio, stavolta i secondi sono 6 alla conclusione. Bastini nel frattempo non rientra. Pare la conclusione e De Luca fa sua la sfera e arriva così la sirena che sigla la conclusione di questi primi 20 minuti di gioco. Color Max 1, Simbios Petrarca Padova 1. A tra poco per la ripresa. Torniamo in diretta, palla Rigopiano di Pescara, 18ª giornata del campionato di Serie A, la quinta di ritorno. Color Max Pescara 1, Simbios Petrarca Padova 1 nel corso del primo tempo. Partita avara di gol ma ricca di emozioni. Già al minuto 3:42 l'autorete di Victor Mello che ha portato in vantaggio i padroni di casa. Dopo soli altri 16 secondi l'espulsione ai danni di Piero Mazzocchetti, numero 1 della Color Max. Padova che non è riuscito a approfittare della superiorità numerica e Pescara che si è invece difeso ottimamente per tutto l'arco della prima frazione di gioco.
all'ultimo minuto, praticamente al minuto 18 e 55 secondi, è arrivata invece la rete del pareggio con Jadier Fornari. Pareggio che è arrivato meritato, ma Pescara che al momento non sta affatto demeritando questo punto momentaneo. Dicevamo risultato avaro di gol, considerato che la Simbios con 72 reti all'attivo è il terzo miglior attacco del campionato. È anche vero che il Pescara con 39 reti è la peggior squadra in fase realizzativa, ma d'altro canto Pescara con 64 gol subiti è la 12ª squadra del campionato di Serie A per reti subite, invece è riuscita a limitare in modo davvero ottimale le sortite offensive della squadra veneta, e quindi i complimenti a mister Saverio Palusci per come ha messo in campo la propria squadra questa sera. Rientriamo in cronaca in corso di questo secondo tempo, 24 secondi di gioco. Dudu Morgado pronto alla battuta, punizione dall'altezza dei 7-8 metri dalla porta difesa da Andrea Bastini. Dudu al tiro, va a servire il compagno di squadra che non trova la sfera non trova appunto la porta. Dall'altra parte Fornari va a colpire di testa, sembrava fosse stata del numero 9 la battuta, invece così non è stato, sarà calcio d'angolo. Mello dentro per nuovamente Fornari, alleggerita su Felipe Mello che va da Victor, palla per Bastini. Bastini cerca lungo, Fornari non arriva sulla sfera. De Luca per Morgado. Morgado indietro per Le Ferreira. Trova molto bene Morgado, è bravo anche Felipe Mello nell'anticipo. Appoggia al proprio portiere che rilancia immediatamente lungo a favore di Rafinha, che prova con un sinistro defilato. Palla che si spegne di poco a lato. Coco e Dudu alle prese con qualche problema in difesa, riescono però i due a liberare la propria area di rigore. Dall'altra parte siamo già con André che conclude. Ci mette tutto il corpo Rafinha nel tentativo di difendere il proprio estremo difensore. Dall'altra parte invece Dudu Morgado non può arrivare su questa palla che era troppo larga, e nuovamente Rafinha ad appoggiare per Victor Mello, che allarga a favore del compagno che trova Fornari. Nuovamente Victor Mello, Rafinha cerca l'imbucata centrale, è bravo Morgado nel capire tutto, nel fare sua la sfera. Dall'altra parte lei perde nuovamente la palla, Rafinha cerca di involarsi in un 1 contro 1, non abbocca alle finte il suo diretto avversario, quindi siamo nuovamente in zona difensiva per la Simbios Petrarca Padova, che fa ripartire l'azione. Fornari difende molto bene la sfera, torna da Rafinha, c'è tutto solo Victor Mello, si fa invece vedere dall'altra parte Felipe Mello. Fornari si libera abilmente da Morgado, conclude però debolmente e in modo poco preciso, non impensierisce in questo caso Federico De Luca, classe 2002, numero 20, estremo difensore del Pescara, che ricordiamo ha sostituito in corso d'opera Piero Mazzocchetti, espulso al 4° minuto di gioco per un intervento che ha fermato una chiara occasione da rete.
Rafinha cerca Fornari, nuovamente Rafinha e De Luca compie un intervento davvero prodigioso questa volta. Ripercorriamo un attimo l'azione. Rafinha aveva cercato l'imbucata centrale per Fornari, anticipato da Morgado. Morgado però non è riuscito a far suo il rimpallo e quindi si è ritrovato Rafinha con la sfera a tre piedi, è riuscito ad involarsi solo a tu per tu contro il classe 2002 della Colormax, che non si è fatto intimorire ed è riuscito a difendere il risultato parziale di 1-1. Tre minuti di gioco intanto trascorsi in questa seconda frazione di gioco. Cercato lungo André, è intervenuto Fornari, ha messo la palla sui primi scalini della tribuna del Palarigopiano, palla prontamente restituita dal pubblico composto per lo più da addetti ai lavori e anche da diversi tesserati della Simbios Petrarca Padova che ricordiamo è in ritiro qui nella zona di Pescara, precisamente a Montesilvano già dai giorni scorsi, rimarrà anche per tutto il weekend prima della partenza in direzione Matera, dove sarà impegnata nel prossimo turno di campionato, e per l'occasione mister Luca Giampaolo ha portato con sé anche diversi effettivi del settore giovanile per avere chiaramente una rosa più ampia e più lunga per una trasferta che durerà una settimana per i ragazzi veneti questa sera in maglia rossa. Le Ferreira punta il diretto avversario, bravissimo Alba a immolarsi. Le per Dudu, va a cercare André Ferreira. André Ferreira si difende molto bene, torna da Morgado che questa volta cercava l'imbucata a favore di Eric, anticipato. Siamo già dall'altra parte con la Simbios in azione offensiva, conquista una rimessa laterale, se ne occupa il capitano Alba Delgado. Nuovamente Alba all'indietro per Mello. Fornari si fa vedere Alba, c'è Parrel che cerca spazio al centro dell'area di rigore. Torna in campo Coco Schmidt che va a dare fiato alle Ferreira. La battuta Coco libera, sarà nuovamente rimessa laterale, se ne occupa un'altra volta Parrel. Parrel per Victor Mello che cercava Fornari. Fornari va ad accomodarsi in panchina, a riprendere fiato, lo sostituisce Oselito con il numero 10 ed è lo stesso Oselito a sventare questa sortita offensiva dei padroni di casa in maglia biancazzurra. Anticipato il numero 17 pescarese e ripartono le proteste dei padroni di casa per un fallo fischiato ai danni di Dudu Morgado, reo di aver colpito, a detta dell'arbitro numero 2, Parrel. Sicuramente il direttore di gara era più vicino rispetto alla nostra postazione. Da qua ci sembrava che il tiro di Parrel fosse stato semplicemente rimpallato
senza falli da Dudu Morgado. Sarà invece calcio di punizione da posizione ottimale per una battuta a rete sulla sfera. Mello e Parrell. Vediamo chi si incaricherà della battuta. Parrell cerca invece l'assist per Oselito, ci sembra che si era appostato sul secondo palo. Troppo forte però la battuta e quindi il numero 10 degli ospiti non è riuscito né a controllare e tantomeno a appoggiare in rete la sfera. Oselito, palla in profondità, proteste questa volta dei veneti per un presunto fallo di mano. Se ne sono andati esattamente 5 minuti nel corso della ripresa, il parziale è sempre fermo sul risultato di 1-1, parziale scaturito nel corso del primo tempo. Oselito aggredito da Coco Smith, altissimo il pressing della Color Max che protesta nuovamente per la mancata concessione di una rimessa laterale o di un calcio d'angolo. Rimessa laterale sull'out di destra, zona offensiva per la Simbios Petrarca Padova. Oselito, si fa vedere Parrell, viene invece preferito Mello, nuovamente Parrell, punta il diretto avversario, non abbocca alle sue finte Eric da Silva. Nuovamente Oselito, lo affronta Coco Smith che riesce con la complicità di Lea a strappargli la sfera dai piedi. Lea nuovamente anticipa, si gira tu per tu con l'estremo difensore avversario, la conclusione rimpallata, poi probabilmente anche un tocco con le mani, anzi no, è stato bravo Le Ferreira a evitare di impattare la sfera sul rimpallo e quindi sarà rimessa laterale per la Color Max Pescara. Conclusione di Coco Smith, deviata, calcio d'angolo. 6 minuti 6 secondi trascorsi nel corso della ripresa. Sfida davvero aperta, continui capovolgimenti di fronte, un rimpallo in area veneta. L'appoggio per De Luca che fa sua la sfera, abile nel far ripartire immediatamente l'azione. Siamo già dall'altra parte. Nuovamente Le Ferreira, si fa vedere Eric da Silva, Coco Smith ritrova Eric da Silva che cerca di saltare il portiere, non abbocca alla finta Bastini. Bella l'azione offensiva del Pescara, bella anche la risposta di Andrea Bastini. Lei cerca una leziosità, forse pretende troppo in questa occasione. Bravo Federico De Luca ad uscire e sventare la minaccia. Jorge Alba si incarica della battuta, sfera all'indietro a favore di Oselito. Dall'altra parte Robert cerca di limitare i danni, ci riesce, sfera che torna in possesso del Petrarca. Parrell per Alba, bella l'imbucata centrale, De Luca però riesce a fare immediatamente sua la sfera e toglierla dal possesso di Oselito.
Robert, la battuta a favore di Le Ferreira, che libera dall'altra parte Eric. La conclusione rimpallata dal raddoppio effettuato dalla difesa ospite. Nuovamente Le cerca nuovamente Eric e questa volta viene ravvisato il fallo. Secondo fallo. È il 5. Ci correggiamo, non è fallo, sarà semplice rimessa laterale. Resta 1-1 il conteggio dei falli, lo stesso conteggio del risultato parziale, perfetta parità in questo momento qui al Palla Rigopiano di Pescara. Coco si fa vedere, Eric esce però in modo molto avventuriero Bastini, avventuriero ma efficace, in quanto riesce a mettere la palla in fallo laterale e limitare i pericoli per la propria difesa. Nuovamente Coco, bella trama dei veneti, salta l'uomo benissimo Le Ferreira, allarga per Robert che cerca sul secondo palo nuovamente Eric. Finiscono praticamente dentro la rete. Due giocatori in maglia rossa, dall'altra parte attenzione, arriva un giallo ai danni di Felipe Mello. Ci sono proteste da entrambi i lati. A detta degli ospiti veneti non era fallo, a detta dei padroni di casa la sanzione doveva essere ben più grave, in quanto è stato ravvisato la protesta era relativa, dicevamo, a una presunta gomitata, un'azione pericolosa. Anche in questo caso il direttore di gara era davvero vicino alla contesa e immaginiamo che abbia preso la decisione più corretta, quindi fallo e cartellino giallo. Le Ferreira sulla sfera, rincorsa lunghissima, barriera che ci sembra fin troppo vicina. La battuta di Le Ferreira rimpallata da Dudu Morgado in questo caso, e quindi Padova che torna in possesso della palla. Siamo già dall'altra parte con la rete del vantaggio ad opera di Rafinha, che ha concretizzato un'azione di contropiede velocissima nella ripartenza susseguente alla punizione di Le Ferreira. I minuti trascorsi nel corso del secondo tempo sono 8:22 e Rafinha porta per la prima volta in vantaggio quest'oggi la Simbios Petrarca Padova, che al momento conduce quindi per 2-1 sul campo della Color Max Pescara. Ferraioli per Morgado, Morgado da Le Ferreira, si rifà vedere Morgado, tutto solo André Ferreira che però non riesce a agguantare la sfera. Vedremo adesso come reagirà la squadra di Mister Palusci a questa prima situazione di svantaggio odierna e capiremo anche se e come la squadra di Mister Giampaolo riuscirà ad arginare le sortite offensive
che sicuramente arriveranno nel corso dei prossimi 11 minuti, quelli che mancano alla fine di questa sfida valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie A di futsal. Morgado da Eric, si torna dalle Ferraioli. Ferraioli vuole puntare Alba, viene raddoppiato, Alba gli sottrae la sfera, ne ritorna in possesso immediatamente la Color Max. Le Ferreira allarga per André Ferreira, Dudu, di nuovo Dudu, cerca lei che viene trattenuto, ci potevano essere gli estremi per il fallo, viene comunque concesso il vantaggio, siamo già dall'altra parte. Ferraioli cerca di saltare l'uomo, quasi ci riesce, poi è troppo veemente, ma non viene ravvisato il fallo ai danni del Pescara. Ci poteva stare in questa situazione. Ferraioli va nuovamente a puntare il suo diretto avversario, ci riesce, viene raddoppiato, cerca di farsi largo usando forse troppo le braccia e questa volta viene sanzionato il suo intervento. 9 minuti 44 secondi al termine della sfida, perfetta parità per quanto riguarda i falli, 2-2, ma da poco si è portata in vantaggio la squadra ospite, Simbio Petrarca Padova, che conduce momentaneamente 2-1 sul campo della Color Max Pescara. Le per Dudu, serve André che se ne va tutto solo, c'era tutto solo Ferraioli dall'altra parte, forse egoista in questo caso André Ferreira, ha concluso, ma si era creata una ottima possibilità in superiorità numerica per i padroni di casa. È stato bravo Andrea Bastini a non lasciarsi ingannare, ha difeso la sua porta e quindi risultato che rimane invariato sul punteggio di 2-1 per gli ospiti veneti. Lei nuovamente per Ferraioli, affrontato da Mello, raddoppiato anche da Parrel. Rafinha cerca di involarsi nuovamente alla ricerca della doppietta personale, allontana la sfera De Luca. Parrel alleggerisce per Rafinha. Rafinha torna in possesso della sfera e Joselito va a fare pressing altissimo su De Luca. Siamo già di là. Le Ferreira, bellissima la sua azione offensiva, la conclusione però si spegne di poco a lato. Complice anche una deviazione, sarà quindi calcio d'angolo. Lo stesso Le Ferreira si incarica della battuta, è entrato in campo anche Paulinho. Poco preciso l'assist, non ci può arrivare Dudu. Quindi Parrel si fa carico della battuta di questa rimessa laterale. Serve Victor Mello che cercava Fornari, non si sono capiti due. Sfera che si è persa nuovamente, addirittura sul fondo, quindi si riparte con la palla tra le mani di De Luca. Cerca lungo Paulinho. Paulinho vuole sfruttare il fisico e l'esperienza. Conquista una rimessa laterale, se ne incaricherà
Capitan Coco, quando mancano esattamente 8 minuti 40 secondi al termine di questa piacevole sfida, la quinta della giornata, del quinto turno di ritorno. Paulinho si gira, bravissimo anche in questo caso Bastini, con il piede sinistro riesce a mettere fuori nuovamente Bastini, nuovamente Paulinho, e questa volta sono 3 le conclusioni dei padroni di casa nell'arco di 5 secondi. In 2 occasioni Bastini a dire di no, nella terza e ultima possibilità è Paulinho a non centrare la porta ospite. Paulinho viene aggredito da Mello senza fallo a detta dei direttori di gara. Si sta creando una situazione di superiorità numerica, 3 contro 2, 3 contro 3 adesso, la conclusione rimpallata da la formazione di casa. Paulinho la botta e Bastini si sta davvero superando in questo momento per dire di no alla ricerca del pareggio da parte della Color Max Pescara. Incredibilmente questa volta viene colpito un palo da Eric da Silva, porta praticamente sguarnita, è andato a concludere. Non ci sappiamo nemmeno spiegare come sia stato possibile. Poteva finire ovunque quella sfera, è finita sul palo e non è entrata. Davvero rocambolesco il modo in cui la Simbios Petrarca Padova è riuscita a rimanere in vantaggio. Ma la pressione della Color Max si sta alzando secondo dopo secondo. Fino ad ora il classe 88 numero 1 Veneto sta meritando il titolo di Man of the Match. Davvero si è superato negli ultimi minuti per tenere in vantaggio i propri compagni. Paulinho, Coco, Paulinho nuovamente, di fisico e di esperienza, libera il tiro Ferreira, rimpallato. Dicevamo Bastini davvero protagonista, salvato poi nell'ultima occasione incredibilmente dal palo. Paulinho prova anche una giocata di fino con il tacco, esce De Luca dall'altra parte, spedisce la sfera in tribuna. Petrarca Padova che può respirare per un attimo. Saremo curiosi di rivedere nella dopogara l'occasione capitata sui piedi di Eric da Silva per capire se ci sia stata qualche deviazione particolare o se si sia trattato semplicemente di un errore di mira in quello che ormai sembrava un gol praticamente fatto. Cerca di liberarsi dall'altra parte Rafinha, ma è bravissimo Eric a rubargli palla. Paulinho scarica per Coco, la conclusione nuovamente Bastini, sempre più decisivo nella sfida odierna. Siamo già di là, Paulinho batti e ribatti, ne esce vittorioso, incredibile Bastini, davvero miracoloso questo ragazzo, classe 88 Andrea Bastini. Non abbiamo più aggettivi per descrivere la sua gara, veramente negli ultimi 3 minuti effettivi ha parato qualsiasi cosa, davvero applausi a questo ragazzo, monumentale su questa conclusione, ma nulla può invece sul tiro di Eric da Silva che a 6 minuti e 56 secondi dal termine porta nuovamente sul risultato di pareggio
la contesa. Minuto 13, secondi 4 nel corso della ripresa. Eric da Silva riporta sul 2-2, riporta sul risultato di pareggio la gara. Davvero nulla di più si poteva chiedere a Bastini. Retroguardia veneta che stava soffrendo da diversi minuti. Il gol era nell'aria, non era ancora arrivato per grandissimo merito del numero 1 quest'oggi in maglia gialla, ma poi Eric da Silva è riuscito a trovare il giusto pertugio e saranno quindi 6 minuti e 35 secondi di gioco da vivere, perché può ancora succedere davvero davvero di tutto. Coco aggredito da Fornari. Coco trova lungo Le Ferreira, esce Bastini, spara la palla sul soffitto del palarigopiano, quindi l'arbitro ferma il gioco. Si ripartirà da una rimessa laterale, sì, a favore del Pescara. Coco per André, nuovamente André per Robert, stavolta Bastini sbaglia e incredibilmente palo colpito, e poi c'è Paulinho che porta in vantaggio i padroni di casa. Minuto 13, secondi 53. Stavolta, dopo i meritatissimi complimenti a favore di Andrea Bastini, dobbiamo constatare il suo errore, arrivato dopo una partita davvero sontuosa. Sbaglia l'uscita, poi c'è stato un palo clamoroso colpito a porta vuota, se non andiamo errati, da Eric da Silva. Eric da Silva che è riuscito a rifarsi carico, rientrare in possesso della sfera, mettere al centro per Paulinho che era tutto solo, non poteva assolutamente sbagliare a porta vuota. 6 minuti 7 secondi al termine di questa gara, che in questa seconda metà della seconda frazione di gioco ha riservato davvero tutte le emozioni che questo sport è capace di regalare. Autentici miracoli del portiere ospite a difendere il vantaggio, il meritato pareggio del Pescara che stava davvero pressando da diversi minuti, e poi un errore inatteso per quanto fatto vedere fino a quel momento da Andrea Bastini, e cinica davvero la squadra di casa nel riuscire a riportarsi immediatamente in vantaggio, sfruttare l'unico errore fino ad ora commesso. Anzi, c'è stato l'errore che ha portato al gol del vantaggio nel primo tempo, l'autorete, l'incomprensione tra Mello e Bastini, e poi quest'altro errore. 3-2, 6 minuti da giocare e Parrel ha indossato la maglietta gialla, sarà il quinto effettivo in zona offensiva per la Simbios Petrarca Padova. Vedremo come si difenderà la squadra di Mister Palusci che è riuscito ad evitare di incassare la rete nel corso del primo tempo in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Piero Mazzocchetti. Vedremo se i suoi ragazzi riusciranno anche in questa ripresa a limitare i danni in situazione di inferiorità numerica. Al momento non affonda la Simbios, c'è un semplice giro palla, cercheranno il momento giusto per trovare la penetrazione. Parrel scarica su Mello, sfera fuori per Rafinha, nuovamente Mello, Rafinha, Oselito,
Parrell, Oselito nuovamente, il tiro di Mello e stavolta la manona ce la mette De Luca. Si fa sentire anche il pubblico di casa, gli addetti ai lavori di casa, diremmo più che pubblico. Siamo a 4:30 dal termine. Parrell per Oselito, dall'altra parte Mello, nuovamente Oselito, si difende nella propria area di rigore la Color Max Pescara, non c'è ancora l'affondo da parte dei veneti, trova adesso riparte il giro palla dei giocatori in maglia rossa. Parrell largo, si torna da Mello, Oselito. 4 minuti al termine della gara, saranno lunghissimi per i tifosi di casa. La conclusione fuori da parte di Mello e mister Saverio Palusci corre ai ripari, chiama il minuto di sospensione, richiama all'ordine i suoi. Ci sarà bisogno di tutte le energie e di tutte le motivazioni per portare a casa un risultato che in questo momento sarebbe davvero davvero prezioso. Rientreremo in campo al termine del minuto di sospensione con ancora 3 minuti e 48 secondi da giocare. Vedremo come ha sistemato la propria squadra mister Palusci. Insiste chiaramente con il quinto giocatore di movimento, mister Giampaolo. (3:40 al termine), riparte il possesso palla in zona offensiva dei 5 effettivi che in questo momento attaccano la metà campo, difesa da Federico De Luca. Costante giro palla in attesa di cercare il filtrante giusto, intercetta la sfera il numero 7 André Ferreira della Color Max, ha cercato la conclusione a rete, conclusione intercettata e siamo costantemente con il possesso di palla degli ospiti. Mello per Oselito, si fa vedere Rafinha, trova la palla Parrell, già di là nuovamente Mello, Oselito, Rafinha, Parrell, Oselito, intercetta la sfera André e torna in campo Jadier Fornari. 2:35 al termine. Rafinha per Oselito, la conclusione rimpallata. Oselito un'altra volta, Victor Mello torna da Oselito, Parrell dentro, De Luca chiude quando mancano 130 secondi
alla sirena di conclusione di questa sfida. 3-2 per il Pescara, la botta di Mello finisce di poco fuori, De Luca rifà su alla sfera, rilancia ma viene intercettata ed è André questa volta a immolarsi. 121 secondi al termine. Oselito da Mello, Parrell, di nuovo Oselito, Parrell, Rafinha cerca la conclusione, non la trova, torna dal compagno di squadra. Siamo di nuovo in fase di costruzione. Parrell, Mello, Oselito, Mello nuovamente, Oselito stavolta si libera lo spazio al tiro, deviazione, sarà calcio d'angolo. 90 secondi alla sirena. Parrell per Jorge Alba, rientrato in campo il capitano per questi ultimi 80 secondi di gioco. Alba, Rafinha, la botta di Mello, si riparte da Alba. Alba, 1 minuto alla conclusione. Senza idee in questo caso Alba, che ha cercato il tiro troppo debole, senza pretese. 60 secondi di gioco. Addirittura mister Luca Giampaolo va a recuperare la sfera per ridarla nel più breve tempo possibile ai propri ragazzi. Parrell, Alba, Rafinha, nuovamente Parrell, Rafinha torna da Alba, 42 al termine, Alba, la botta finisce fuori. ...40 secondi di sofferenza per i tifosi di casa, 40 secondi di speranza per i tifosi ospiti. Lancia lungo, André Ferreira trova una deviazione, si regala praticamente 3 secondi la Color Max Pescara, se ne regala altri 3, sono 34 quelli che mancano alla sirena. De Luca si incarica di rimettere in gioco questa sfera, cerca lungo André, esce Bastini, palla in rimessa laterale, André si incarica della battuta, va da lei, alleggerisce su Dudu Morgado ma fa sua la sfera De Luca che la lancia lunga, ne mancano 23 adesso di secondi e Parrell torna in campo con la maglia di quinto di movimento. Una, massimo 2 azioni offensive per la Simbios Petrarca Padova, intercetta la sfera, la conclusione della Color Max deviata, se non andiamo errati sarà sì calcio d'angolo con 10 secondi 8 decimi alla sirena. C'è vibrante agitazione su entrambe le panchine, pronto ad esplodere il pubblico di casa per una vittoria che sarebbe davvero importante per i ragazzi guidati da mister Saverio Palusci. Vediamo come gestiranno questi ultimi 10 secondi di gioco i padroni di casa. Raddoppio su André, ne sono passati 2, 8 secondi al termine, Mello conquista una rimessa laterale. Rientra Parrell con la maglia di portiere di movimento. Parrell per l'ultima azione. Il tiro di Parrell respinge De Luca, allontana la sfera e arriva la sirena. Color Max Pescara 3, Simbios Petrarca Padova 2. Una sfida che ha regalato davvero tantissime emozioni, le emozioni che riesce a regalare il futsal. Complimenti a entrambe le squadre, complimenti al Petrarca Padova e al suo portiere Andrea Bastini, che rimane comunque a nostro avviso il migliore in campo di questa sfida
dispiace per lui che sia stato protagonista del gol che ha dato il vantaggio definitivo ai padroni di casa. Ricordiamo